Io vi voglio presentare Giovanna Fundoni e Valeria Congiato, archeologhe, benvenute, perché con loro parleremo del pane più antico della Sardegna, vero? Il pane nuragico, Giovanna. Voi avete fatto proprio un progetto di archeologia sperimentale per recuperare e studiare questo antico pane che è stato ritrovato, vero? Sì. Noi Raccontami. abbiamo avviato questo progetto all'interno di un laboratorio dell'Università di Sassari, il laboratorio IPAM, che si occupa di archeologia sperimentale. E qui siamo proprio partiti dai dati, dalle testimonianze dell'archeologia, quindi i ritrovamenti degli scavi archeologici. Abbiamo studiato le origini della cerealicoltura in Sardegna. Ecco, questo è un sito dell'antica civiltà nuragica. Sì, la civiltà nuragica. Cos'era la civiltà nuragica? Raccontiamola a È chi ci una segue. civiltà molto importante per la Sardegna che si sviluppa tra l'età del bronzo e poi fino ad arrivare all'età del ferro, a partire dal bronzo medio, e il suo inizio si colloca più o meno 1600 anni prima di Cristo. La civiltà che ci ha lasciato i nuraghi, quelle grandi torri che costellano tutta la nostra isola. Quindi è una civiltà di 3500 anni Sì, fa, antichissima. E ci sono appunto resti di insediamenti, di villaggi, tra cui avete trovato che cosa? In questi villaggi, insediamenti, sono stati trovati diversi resti che ci ricostruiscono la vita in questo periodo, ma riguardo il nostro studio sono stati trovati resti di cereali che ci provano l'esistenza della cerealicoltura addirittura da prima dell'età nuragica. I primi cereali in Sardegna sono stati coltivati nel VI millennio a.C., quindi 6.000 anni prima di Cristo. Quindi 8000 anni fa? Sì. Mamma mia, penso. Poi sono stati trovati molti dati riguardo la cerealicoltura in età nuragica. Abbiamo resti di chicchi di cereali carbonizzati ritrovati in diversi siti, per esempio al Nuraga Rubio di Orroli, al villaggio di Genna Maria di Villanova Forro. Sono stati trovati soprattutto nei focolai dei chicchi di grano e di orzo carbonizzati. I pani Sì, sono stati trovati anche delle briciole di pane carbonizzate, sempre nel Nuraga Rubio. Ecco, me lo fai vedere il pane nuragico? Sì. Questo è un pane nuragico che abbiamo riprodotto noi. Perché l'archeologia sperimentale fa questo, poi ricostruisce le cose a seconda delle fonti documentate. Ecco, e come ce lo puoi descrivere? Ce lo vuoi descrivere tu o ce lo vuoi descrivere invece Valeria? È un pane non lievitato, fatto con un impasto di farina, acqua e un pochino di sale, che viene cotto in un tegame di terracotta, eccolo qua. Sì, anche questo è ricostruito, sì, no? Sì. Tegame di terracotta. Con le farine ed è decorato? È stato trovato con questi decori? Sì, raccontami si usavano, dei decori. questi sono timbri di terracotta, si prendono da questa presa, si decoravano quindi sul pane morbido, quindi prima della cottura, semplicemente imprimendolo con un po' di forza e lasciavano appunto questa decorazione. Ed era in questo caso però un pane particolare, era un pane, probabilmente un pane rituale, quindi diventava. In più si potevano usare rituale. tutto ciò che si trovava in quell'epoca, come ad esempio un bastoncino di legno. Si facevano delle decorazioni come queste, o dei cerchielli, secondo diciamo la creatività anche della persona che lo faceva appunto. So che abbiamo delle immagini che ha girato Salvatore Bacciu, che tra l'altro è un carissimo amico, lo saluto, ciao Salvatore. Sardo anche lui. Sardo anche lui, sì, e conosce la Sardegna, proprio quella dell'interno, che ci fa vedere proprio come si fa il pane, no? Quello che avete sperimentato voi. Raccontamene, puoi descrivere? Sì. È un pane, in questo caso state vedendo delle immagini, delle dimostrazioni che facciamo noi con un'associazione di archeologi che utilizziamo per divulgare i risultati delle nostre ricerche, in particolare in questo caso sul pane. Le divulghiamo al pubblico attraverso laboratori e dimostrazioni in cui si può anche partecipare, molto spesso rivolte anche ai bambini. E facciamo vedere le varie fasi, introduciamo i dati archeologici e poi facciamo vedere le varie fasi di preparazione e cottura di questo pane in un tegame che ricalca esattamente i modelli che si ritrovano in età nuragica negli scavi archeologici. Ecco, non erano pani lievitati questi? No, i pani ritrovati nei nuraghi di cui vi parlavo prima sono stati analizzati al microscopio, queste bricioline carbonizzate, non risulta lievitazione, sono dei pani azimi. Azimi, senza anche sale? Il sale probabilmente c'era, è difficile rintracciare il sale negli alimenti, soprattutto dopo tanto tempo. Il sale è un elemento idrofilo, quindi si scioglie con l'acqua, però è abbastanza probabile lo utilizzassero. La Sardegna è ricca di sale naturalmente. Certo. Valeria, quelle cose di sughero che hai sul tavolo, cosa sono? Sono bellissime. Sì, questi li usiamo come attingitori probabilmente, quindi il sughero si utilizzava anche
Sono innamorata di questo Sì. oggetto, cioè questo è un pezzo di sughero di cui la Sardegna Sì, sì, sì. è ricca, no? Del querce da sughero. E Beh, l'abbiamo trovati anche nei nuraghi, li avete utilizzavano anche trovati? come isolanti probabilmente all'interno dei nuraghi e delle capanne. Però questo l'avete fatto voi così come Sì, coppa? questo è fatto è nostro, è recente. Quindi recente, non è, insomma, sì, non è esatto. nuragico. Non Da è un nuragico. Ovviamente è un artigiano, Si ma è usano meraviglioso. ancora. Però si usavano ancora? ancora, sì. Ma si usavano anche all'epoca? Non Probabilmente so, probabile, sì, perché ovviamente delle- perché essendo un del materiale sughero- deperibile non possiamo trovarlo negli scavi archeologici. Invece avete ricostruito anche gli utensili? Sì, Sì, Per esempio, oltre ai timbri, vedo dei coltelli lì, sì, no? dei pugnali, sì, Dei di pugnali bronzo, proprio? sì. E questi pure sono nuragici? sì, sono Come modelli modelli? nuragici. Sì. Li hanno realizzati i nostri colleghi del laboratorio RIPAM, loro si occupano di archeometallurgia, riproducono le tecniche di fusione del bronzo. bronzo. Sì, bellissimo. I modelli sono originari nuragici come il tegame, abbiamo usato proprio i modelli dell'epoca. Va bene, io vi ringrazio tantissimo, grazie a Giovanna Fundoni e a Valeria Congiato, archeologhe, per averci mostrato il pane nuragico, veramente è stato emozionante, care, grazie. Grazie. C'è qualcosa che dovete aggiungere? No. Noi Sì? volevamo ringraziare la Sì. Cucina delle Matriarche, Matriarche. che è la stessa Ok. associazione di Anarita, con la quale abbiamo collaborato facendo dei lavori assieme. Noi facevamo il nostro pane nuragico, loro mostre di pani della Sardegna, quindi abbiamo unito le cose anche in È convegno. molto viva questa Sardegna, mi piace tantissimo oggi pomeriggio.